Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riserva la giornata di oggi, domenica 13 gennaio, però prima di addentrarci in questo approfondimento vi invito ad iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto e ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Bene, vediamo dunque cosa ci attende oggi. Questa giornata dominata dal Sole, che è reggente appunto della domenica e dunque i cui influssi sono più intensi rispetto a quelli degli altri dominatori. Pertanto sicuramente sarà una giornata positiva dove le nostre energie saranno migliori qualitativamente, dovremmo conoscere appunto una certa espansione e anche un ritrovato ottimismo, soprattutto visto le giornate precedenti, quella di sabato che dovrebbe essere stata un pochino più pesante. Pertanto la giornata inizia bene, inizia positivamente, abbiamo comunque come prima costellazione visitata dalla Luna la costellazione Acquario e coniugata comunque e abbinata all'influsso del Sole, quale reggente di questa giornata, sicuramente indica che tutti i nostri sacrifici verranno brillantemente ripagati in una giornata come questa. Però abbiamo un po' un'altalenanza di costellazioni, Acquario comunque presente 2 volte, dunque considerato di secondo fluido, e questo appesantisce un pochino certe situazioni, portando manifestazioni di gelosia anche significative, anche importanti. Comunque in particolare sono i rapporti interpersonali con il nostro partner o con le persone molto vicine a risentire particolarmente della nostra irruenza oggi. Dovremmo imparare a dire le cose un pochino con calma e purtroppo tenere in considerazione che in questa giornata ci saranno degli strattoni di tipo emotivo. In effetti a seguire Acquario come prima costellazione abbiamo Cancro Scorpione e in genere porta appunto delle prove in seno o alla famiglia o alle relazioni di coppia. Dunque è possibile che in questa giornata o il partner si allontani o siamo costretti noi ad allontanarci per un periodo dal nostro partner, oppure nei casi peggiori che possano esserci delle rotture in qualche modo. Dunque è una giornata da tenere un po' sott'occhio, sebbene il Sole ci aiuti e ci dia comunque il coraggio di affrontare tutto, ma anche la giusta dimensione, la giusta spinta e la giusta energia. Teniamo comunque in conto che la giornata di oggi può essere molto impegnativa sotto questo aspetto. Forse un allontanamento sarà causato da un nostro comportamento, oppure comunque avviene a prescindere, questo ci segna molto e ci rende molto tristi, molto provati dalla cosa. Mi raccomando, abbiamo comunque il Sole dalla nostra, pertanto potremmo beneficiare del suo supporto e dell'ottimismo anche, magari vedremo in chiave positiva questo allontanamento o questo momento, identificandolo come una possibilità per crescere o per passare a un livello più importante della relazione, se appunto si tratta di questioni sentimentali. Potrebbe però anche indicare appunto una giornata dove è possibile che avremo qualche fastidio a livello fisico anche, potremmo insomma avere qualche piccolo incidente o qualche intoppo che potrebbe farci magari arrabbiare o preoccupare. Nulla di grave, però il quadrato di oggi chiude con la costellazione Toro, che è sempre molto favorevole, pertanto anche il sostegno del Sole non è da poco, perciò mitigano parecchio questi influssi, garantendo comunque il buon esito della giornata.
Ricordiamoci però di controllare le nostre emozioni e possibilmente le nostre reazioni a certe cose che potremmo aver frainteso per non perdere, insomma, il controllo o comunque non rendere più difficili certi momenti che lo sono già di loro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e mi raccomando, ci ritroviamo domani con le previsioni del giorno. Ricordatevi, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Vi ringrazio per il vostro sostegno, la vostra presenza e vi rinnovo appunto l'appuntamento per domani. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!